sono Jane Doolan, sono irlandese, un produttrice irlandese. Sono qui a Cagliari per questa conferenza. Ho fatto un film l'anno scorso con Enrico Pau, il regista cagliaritani. Io sono produttrice irlandese, una coproduzione Irlanda-Italia. Quindi sono qui a parlare un po' di questa and also in general about co-production, about difficulties that we face being islands. I'm from Ireland and I've come to another island. So from two islands, I've gone from one periphery to another periphery. And I span the entire time frame from the 90s. So I can, that's why I'm here. I can do personal history of Irish film because I was there from the beginning and I'm still there. So that's pretty much. Buongiorno a tutti, mi chiamo Simone Moraldi e sono un esperto di film literacy, che è un termine inglese che sta a significare un segmento di un disegno strategico nazionale, europeo, insomma di un disegno strategico che coinvolge una comunità, un gruppo di persone di più paesi, di una dimensione nazionale europea, finalizzato all'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo per l'incremento delle conoscenze e delle consapevolezza critica del pubblico. Questa è la mia attività principale e sono venuto qui a Cagliari per presentare alcuni progetti di ricerca, alcuni casi di studio relativi a questo segmento specifico, cercando di inserire questo discorso, diciamo, dell'alfabetizzazione al cinema e all'audiovisivo, dello sviluppo, della formazione del pubblico all'interno del più vasto insieme dell'audience development, che è una pratica, diciamo un settore, un insieme di pratiche, di teorie finalizzate proprio alla capacità che ha la cultura di intercettare e formare nuovi pubblici per il futuro, perché oggi assolutamente la priorità del settore delle industrie culturali e creative è quello di promuovere anche delle azioni concrete per fare in modo che il pubblico fruisca la cultura, quindi ribilanciare un sistema che comunque dà molto spazio alla produzione e che soltanto negli ultimi anni, grazie anche a direttive europee, ha cominciato a dare spazio alla diffusione, alla distribuzione, alla fruizione e quindi ribaltare l'approccio dalla parte del pubblico. Questo implica tutta una serie di elementi di natura politica, culturale, sociale, culturale, che chiaramente vanno messi a sistema. All'interno di questa mattinata, grazie a Nevina Satta, la Sardegna Film Commission, Università di Cagliari e Antioco Floris, che hanno organizzato queste giornate, è emerso come un aspetto estremamente cruciale e problematico di questo discorso, specie in una dimensione come quella della Sardegna, quindi con una forte lavoro che viene fatto sull'identità locale, sul territorio. Quindi sono molto contento di essere venuto qui per inserire, dare il mio contributo in questo senso. Buongiorno, sono Birgit Wagner di Vienna, dell'Università di Vienna, e sono da molto tempo una studiosa di cose sarde. E qui in questo convegno parlo di nuovi luoghi della memoria, oppure diciamo meglio di luoghi della memoria, come lo dice lo storico francese, ma nuovi, non la Barbagia, ma posti industriali come la zona mineraria nel film di Kabiddu, oppure la raffineria di Sarroch nel film di Pau, e parlo anche del fatto che allo stesso tempo questo nuovo film sardo produce o fa vedere anche i cosiddetti non luoghi che sono privi di memoria culturale, e questo mi pare un nuovo filone del nuovo cinema sardo.